Qualcosa mi dice che è arrivato l'inverno, ragazzi. Sembrerebbe. Ciao. 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 Ci siamo. Sei già 90 di prima mattina. Molto bene, molto Come bene. 90? A 90. A 90 gradi. E allora? Sta attento da non ciapparla nel culo. Guarda che stresa il ciappe, ti Dio, porta dai Madonna. carabinieri, sa tu Dio caro. Stringo le chiappe e ti porto dai carabinieri. Così. Buongiorno. Come si dice in friulano? Sembra che sia arrivato l'inverno. Non mi ricordo. A par. A parte Che sei derivato l'unvier. L'unviar. L'unviar. Allora, buongiorno a tutti, oggi destinazione Montefesta. Ai bei, ai brutti. Ai belli e ai brutti, buongiorno a tutti. Al Trete e anche a Gigiuti. E anche al Gigiuti. Un giorno mi spiegherete chi cazzo è sto Gigiuti E qua. anche ai cornuti. A mezzogiorno deve essere a casa. Dai. Ma perché dovevo uscire in bicicletta con gente come voi che ha una fretta di tornare a casa già la prima mattina? È una roba vergognosa. I soliti compagni di viaggio pensionati che hanno premura. Non ci siamo, ragazzi. No. Complimenti per gli occhiali. Mi piacciono molto, Sì, mi sono ricordano uguali ai tuoi, qualcosa. sì, Sì. oddio, caro. Io Citrus uguali. Eyewear, bellissimi. Citrus. E tu invece hai. ok, Non si dice, non si dice. Da 5 euro, ok. Boh, pronti a partire, si viaggia. Oh, fulmine. Dio, boh, 40 anni per lucare con la bicicletta elettrica. Quasi 70, Dio. Lui 40 anni, sto qua. Dio, boh, un giovane che devo dire da su. Yeah! Dio, Yeah. Il motore alpino. È tutta colpa del motore alpino. Del motore alpino, guarda lì. Del Oggi- 1518. Oggi che è via. Dai, lasciami andare. Ma tu non ti vieni a fare una dichiarazione per la stampa con noi? No, oggi no, oggi non sono Oggi in non vena. sei in vena. No, grazie. Andiamo io e Mauro. Perché il discorso della bottiglia con l'acqua e vin è a posto. Ma è la teoria della banana, me la spieghi? La banana te la spiego con sei su del sora. Ah, ok, va bene. La banana è il frutto della morte. E adesso Ah. non si può dire certe cazzate qua, eh. Siamo in piena salita sul Monte Festa, giornata bellissima, il sole scalda alla grande,
La salita procede bene, il panorama è sempre splendido. È di migliaia di anni che è così, in Seminio. Fatti i cazzi tua, Vedi? non avete detto niente oggi. Come non abbiamo detto? Abbiamo Sai, parlato deve fino essere adesso. la 10ª volta che vengo in Montefesta. No, di più. E Di più. con la motorbike, con gli amici, con la moglie, dopo con la moglie e la figlia, e chi ne ha più ne metta. Con l'amante. Praticamente- Con l'amante. In poche parole, Con la mantia. non faccio neanche più le foto, perché tanto sono sempre le stesse. Vado a rivedere quelle di anni passati e quindi sono a posto. Perché tanto cambia solamente il colore del lago qualche volta. E il livello dell'acqua. E il livello dell'acqua. No, ma neanche il livello dell'acqua, perché è controllato. Se le neve o non le è neve? controllato. Renato? Ecco, forse cambiano le macchine. Le macchine non sono sempre le stesse. Quelle che passano? Sì, Ah. allora sarebbe da fare una foto delle macchine. No. Eh. No, ti sbaglia perché una o due è sempre quelle che passa. Sì? E può essere quel che va da là a qua e da qua a là. No, comunque tutto sommato è sempre una bella visione, un bel panorama, che a confronto di altri monti, questo qua hai la visione quasi a 395 gradi. Siamo quasi arrivati al fortino del Monte Festa. Sì? Qua ci sono i resti. Posso mangiarmi Della- una caramella? Sì, mangia la caramella, tranquillo. Ah, sì, posso ciucciarmela? Qua ci sono i resti della battaglia, i muri tutti forati dai proiettili. Tra poco arriviamo su al fortino, faremo delle riprese col drone e non vedo l'ora di fare una bella fotografia con gli amici che mi hanno accompagnato oggi, possibilmente dall'alto. La visuale del fortino che c'è sul Monte Festa è bellissima perché ti permette di vedere a 360 gradi il punto di osservazione, quindi riesci a vedere praticamente dalla parte della Carnia alla parte del Gemonese, diciamo zona bassa friulana, quindi proprio a 360 gradi dove c'era comunque una postazione di cannoni. Niente, proseguiamo, andiamo avanti e finiamo la scalata e poi ci si vede su.
Questa esperienza del Monte Festa è andata bellissima, mi è piaciuto molto, la compagnia è sempre numero uno, con questo bellissimo paesaggio sullo sfondo. Vi saluto, anzi vi salutiamo. Mandi grazie a Riviodi, sì. Esatto. E niente, adesso si riscende a valle, giù. Figa. E cosa? Monta su in bicicletta. E niente, il lago è... Figa. Giornata stupenda, guardate, un sole veramente altro che inverno, una cosa eccezionale. Veramente un giro che consiglio a tutti, magari fatevi accompagnare da un accompagnatore esperto e soprattutto cercate di rendervi conto delle proprie capacità prima di affrontare un percorso di questo tipo, anche perché la superficie stradale è molto scivolosa, c'è molta ghiaia, è facile perdere il controllo della bicicletta nel momento in cui magari non siete tanto esperti, sia in discesa ma anche in salita. Quindi veramente comunque giro consigliatissimo, panorama stupendo come sempre. Il Friuli ci regala dei paesaggi veramente splendidi. Adesso manca poco all'arrivo a destinazione, sto aspettando i miei amici che stanno scendendo piano piano, ecco arrivano adesso. E grazie ancora, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella, seguitemi nelle prossime avventure. Ciao a tutti e grazie, School Adventure nel cuore, grazie a tutti quanti per seguirmi, ciao ciao!